Ispezione dell'ANAS sul ponte di Vidor, sensori per accertare la solidità del manufatto per i sindaci. Primo importante passo, ma serve una viabilità alternativa, circolazione in tilt. Caso Compiano, dopo la decisione del giudice secondo cui non fu bancarotta sindacati ed ex dipendenti amareggiati, un sentimento condiviso anche dal sindaco di Treviso, Conte. Un'auto scaraventata contro la vetrata del negozio di F Moto a Cornuda, i ladri sono stati messi in fuga dall'allarme, danni e rabbia dei titolari. Sgominata la banda che rubava a casa degli anziani, l'operazione è portata a termine dai carabinieri di Ancona, i colpi anche a Treviso e Quinto, 3 persone arrestate. Olimpiadi invernali 2026, ieri sera da Buenos Aires l'ufficializzazione del CIO, Cortina Milano nella shortlist, il governatore Zaia si sta scrivendo la storia. Ad un anno del referendum per l'autonomia, la Lega Veneta in festa il 21 e 22 ottobre a Treviso, atteso nella Marca il ministro dell'Interno Salvini. Da Treviso a Padova il rugby veneto si mobilita per l'ex allenatore del Petrarca Alessandro Battistin, colpito dalla SLA in pescheria, un terzo tempo solidale. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Lo avete dunque sentito dai titoli in primo piano, l'ispezione questa mattina sul ponte Vidor, primo atto concreto per accertare lo stato del manufatto, fiduciosi gli amministratori locali che ribadiscono necessario costruire un nuovo ponte e a finanziarlo deve essere lo Stato. Sentiamo. L'ispezione su ciascun pilone, poi la posa di sensori che consentiranno di monitorare lo stato di salute del ponte sul Piave. Finalmente a Vidor si muove qualcosa. Su sollecitazione della Regione, in mattinata, con buona pace di automobilisti e camionisti in coda, il ponte è stato parzialmente chiuso al traffico per consentire ai tecnici dell'ANAS di effettuare l'ispezione, primo atto concreto, dopo il dibattito che si è scatenato sul manufatto all'indomani della tragedia di Genova. Questo è già un buon punto di partenza, perché vuol dire che c'è una certa sensibilità da parte degli enti superiori o quelli che hanno l'incarico di sorvegliare questi ponti o queste strade. Quindi noi finalmente siamo un po' più fiduciosi di prima, vediamo che qualcosa si muove. L'ultimo intervento di manutenzione sul ponte, che malgrado il nome che porta ricade sui territori di Valdobbiadene e Pederobba, risale al 1980, avendo più di un secolo e sostenendo a oggi una mole di traffico impressionante, 25.000 veicoli al giorno, è un sorvegliato speciale. Speriamo, anche alla luce del recente interessamento del governatore Zaia, in un riscontro che possa muovere i primi passi per fare i primi interventi di messa in sicurezza di questo ponte. Io spero che il ponte sia solido intanto, questo mi aspetto, che i rilievi siano corretti, che la gente possa passare con tranquillità. Abbiamo tantissime persone che ci chiamano, che ci chiedono come è strutturato il ponte, che solidità che ha, che sicurezza ci dà. Io devo cercare di dare le cose vere. Con questi dati speriamo di avere dei dati certi e speriamo che siano sicuri, sicuramente che la sicurezza ci sia. Importante che l'attraversamento sia sicuro, ma prima di dare avvio a un eventuale cantiere le 3 amministrazioni sono unanimi nel chiedere la costruzione di un nuovo ponte con tutte le opere di collegamento alla rete esistente che risolva a 360 gradi il problema della viabilità dell'area. Immaginate se questo ponte dovesse essere chiuso per oltre un anno per magari lavori di manutenzione, cosa potrebbe accadere. Per questo ci battiamo per una viabilità alternativa definitiva, che è proprio quella del nuovo ponte. Una cinquantina di milioni di euro le risorse necessarie. Gli amministratori guardano per questo ai rappresentanti del territorio che siedono in Parlamento. Intanto il deputato trevigiano di Forza Italia, Raffaele Baratto, ha presentato un'interrogazione parlamentare per chiedere che in finanziaria venga inserito il finanziamento per la viabilità di Vidor. Baratto ha chiesto anche un'audizione in commissione, noi l'abbiamo raggiunto telefonicamente. È l'unica brettella che unisce est-ovest nell'Alta Trevigiana, e anche per motivi economici molto importanti di quel territorio, che è un territorio che ha tenuto in piedi, oltre che il Veneto, è stato un motore anche del nostro paese in periodi di crisi. Credo che quell'investimento vada assolutamente fatto, anche se il Ministro
ci ha risposto che al momento non ci sono fondi. Io l'ho invitato di persona a venire in questo territorio, così si possa rendere conto che quella struttura non può più sopportare dai 20-25 mila veicoli giornalieri con circa 6-8 mila carichi pesanti giornalieri. Credo davvero sia una follia, per cui io mi auguro davvero che questi si rendano conto che l'investimento bisogna farlo prima possibile. Chiaro è, e lo sottolineo, lo voglio sottolineare, che non si può ristrutturare quello perché non c'è una viabilità alternativa. Ed ora torniamo sul caso Compiano con la decisione del giudice che ieri ha ribaltato anni di lavoro della Procura. Sindacati ed ex dipendenti del gruppo amareggiati, un sentimento ben interpretato anche dal sindaco di Treviso, Conte. Una decisione se non altro inaspettata, un dispiacere per tutti quei lavoratori che prima si sono trovati in mezzo a una strada e adesso restano anche senza risposte. È del sindaco di Treviso Mario Conte l'ultimo commento in ordine di tempo alla decisione con cui il giudice Angelo Mascolo ha derubricato l'accusa nei confronti di Luigi Compiano, ex patron di NES, da bancarotta fraudolenta ad appropriazione indebita, assolvendolo negli altri 3 procedimenti a suo carico e con lui tutto il consiglio d'amministrazione. L'intera provincia si interroga sul pronunciamento che lascia al momento senza colpevoli un dissesto, dice Conte, che ha purtroppo cambiato le vite di molte famiglie. La Procura attende le motivazioni per presentare ricorso a una sentenza che ha stupito e spiazzato gli inquirenti. Lascia una mano in bocca anche a noi naturalmente, perché è una questione, una vicenda che abbiamo seguito già dal 2013 nel 2014 e che ha investito naturalmente più di 500 dipendenti e le loro famiglie. È una vicenda che ci lascia basiti perché appunto non c'è una risposta a questo buco di 40 milioni che sembrano scomparsi, ma non è colpa di nessuno. Vogliamo andare più a fondo sicuramente della questione, certo che ci preme la questione dei lavoratori, perché sicuramente loro che sono stati coinvolti in prima persona è proprio un atto molto come posso dire, di grande sofferenza rispetto a tutta la vicenda che ha invaso la provincia di Treviso. Siamo un po' dire arrabbiati e anche poco. Di fatto oltre 500 posti di lavoro saltati, il signor Compiano ha creato parecchi disagi anche a livello di disperazione da parte di moltissimi miei colleghi con relative famiglie. Di fatto noi eravamo convinti che la giustizia avrebbe preso un altro corso. Sicuramente c'è questa convinzione, almeno da parte mia, sicuramente da parte di molti nostri colleghi, che comunque la coscienza ha il suo giudizio. Continuiamo con la cronaca. Un'auto scaraventata contro la vetrata del negozio DF Moto a Cornuda. I ladri sono stati messi in fuga dall'allarme danni e rabbia dei titolari. Sono le 4 del mattino, un boato, poi la vetrata che finisce in frantumi. Un'auto, un Audi Q5, è stata lanciata contro il negozio DF Moto di via Commercio a Cornuda. 3 probabilmente i malviventi che hanno agito con il volto travisato, ben organizzati. Prima hanno tagliato la recinzione che delimita il negozio di scarpe che si trova accanto, forse nel tentativo di rubare un furgone dove caricare le moto, ma non hanno pensato all'allarme che è scattato immediatamente. Circa alle 4:30 è suonato l'allarme, mio marito è corso qua e abbiamo visto praticamente la macchina ancora in moto che aveva tentato di sfondare la vetrata. E i rapinatori sono sfuggiti a piedi e basta, dopo sono arrivati i carabinieri, hanno tagliato la rete di fronte, hanno scassinato il cancello e buttato giù la vetrata con una macchina. Tra l'altro diceva non è l'unico colpo che hanno tentato stanotte. No, hanno fatto anche più avanti qua alla Consum, hanno svuotato praticamente i furgoni, forse gli servivano gli attrezzi per rompere la rete e scassinare il cancello a noi. In pochi minuti il titolare ha raggiunto il negozio, l'auto abbandonata lì, ancora in moto. I 3 ladri sono fuggiti a piedi facendo perdere le tracce. Diversi danni, oltre alla vetrata, anche alcune moto che sono state travolte dalla macchina. Danni, portato via niente, però danni sì, fastidi. Tanti. L'auto utilizzata per la spaccata è risultata rubata la notte prima all'autosoccorso Boldrin di Padernello. L'esasperazione dei titolari. Che impressione ha fatto arrivare qua? Beh, io non sono venuta direttamente, io sono venuta la mattina, è venuto solo mio marito, però insomma, da capelli dritti.
lavori una vita e dopo 25 minuti ti fanno un caos. I carabinieri di Montebelluna stanno ora indagando, sono stati già acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Incendio questa mattina intorno alle 12:30 in una ditta di via dell'Industria a San Vendemiano che lavora componenti elettrici. Sarebbero stati questi, secondo i primi rilievi dei vigili del fuoco, ad incendiarsi provocando un fumo intenso. Al lavoro 5 squadre dei pompieri intervenute da Conegliano e Treviso. Un 70enne è rimasto lievemente intossicato ed è stato trasportato all'ospedale. Ed è stata sgominata la banda che rubava a casa degli anziani. L'operazione è portata a termine dai carabinieri della stazione di Numana in provincia di Ancona, i colpi anche a Treviso e a Quinto. Avvicinavano le vittime, poi con una scusa e parlando con gentilezza carpivano la loro fiducia e mentre le donne intrattenevano l'anziano e i complici entravano nell'abitazione e facevano razzia. È questo il modus operandi dei 3 cittadini di etnia rom arrestati dai carabinieri della stazione di Numana in provincia di Ancona. L'operazione è denominata Go Away. Tutti devono rispondere di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti pluriaggravati e rapina. Si tratta di 2 uomini di 38 e 20 anni e di una donna ventenne. Denunciata per gli stessi reati una quarta persona, un'altra donna di 19 anni. Il sodalizio criminale era radicato nella provincia di Roma. Il blitz dei militari è scattato ieri mattina. In manette i 3 malviventi. Hanno messo a segno ben 21 furti, di cui uno sfociato in rapina. Fra i colpi 2 sono stati portati a termine, uno a Treviso Centro ai danni di un 81enne e nella stessa giornata l'11 maggio scorso a Quinto nella casa di un 61enne. Gli arrestati rubavano di tutto, denaro ma anche monili in oro, orologi di ingente valore per un danno complessivo di 95.000 euro. La banda ha colpito anche 4 volte in un solo giorno. Agenti della squadra mobile di Treviso insieme al reparto prevenzione crimine e all'unità cinofila di Padova hanno effettuato alcuni controlli nei confronti di cittadini stranieri che abitano in un condominio del quartiere di Santa Bona. L'attività è stata finalizzata a contrastare la diffusione dello spaccio di sostanze stupefacenti. Durante i controlli sono stati scoperti involucri contenenti cocaina e marijuana. I possessori, 2 cittadini dominicani, sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ed ora invece ci colleghiamo in diretta perché per noi in Consiglio Comunale a Treviso c'è il nostro Lucio Zanatto, sarà presentato il programma dell'amministrazione per i prossimi 5 anni. Vedo già Lucio nello schermo. Buongiorno Lucio. Io penso che non sia un errore e non sia sbagliato. Buonasera Daniele, buonasera ai nostri telespettatori del telegiornale di Antenna 3. Sono con un rappresentante della maggioranza, Riccardo Barbisani, e uno dell'opposizione, Antonella Tocchetto. Riccardo Barbisani qui in funzione di consigliere comunale, ma anche, ed è per questo che la prima domanda gliela facciamo a lui fa anche il consigliere regionale. Abbiamo aperto con il Ponte di Vidor in regione. Cosa state dicendo del Ponte di Vidor? Ma del Ponte di Vidor ne parliamo ogni riunione di gruppo perché è uno dei temi che balza maggiormente all'ordine del giorno per quanto riguarda la provincia di Treviso e per i soldi chi li mette? Allora noi adesso abbiamo fatto una richiesta allo Stato per vedere anche quale sarà la risposta di questo governo, vedere il ministro Toninelli che idea ha. Stiamo cercando di capire anche attraverso i sensori quali dovranno essere gli interventi fatti. Credo che i sensori siano stati montati in questi giorni. Alla fine della misurazione di quelle che sono le oscillazioni dell'eventuale pericolosità del ponte e capiremo anche quali interventi si devono fare. Con quali interventi si devono fare capiremo le risorse. Capite le risorse, cercheremo tra Regione e Stato e Governo un dialogo fruttuoso perché questa situazione venga risolta definitivamente. Allora veniamo invece al tema di questo collegamento, ovvero la presentazione del documento del lavoro, insomma, che il Sindaco Conte e la sua Giunta ha intenzione di fare i prossimi 5 anni, presentato in fase di presentazione in questo momento tra l'altro con però pochi cittadini, e questo come sempre c'è da rammaricarsi che c'è poca attenzione da parte dei cittadini in un momento invece importante della vita comunale. Cominciamo con l'opposizione, visto che abbiamo sentito il consigliere Antonella Tocchetto. Perché secondo voi questo documento non va bene?
è il libro dei sogni di Mario Conte, con la quale appunto si è presentato ai cittadini. Ci sono tante cose anche condivisibili, ma noi abbiamo sottolineato che sul sociale ci sono pagine bianche, quindi non si sta intervenendo molto sul sociale, e sull'ambiente, per dire le due cose, ci sono le solite situazioni di chiusura delle auto 3 delle Euro 3 delle Euro 2. Noi vorremmo dei provvedimenti diversi che non incidessero sulle famiglie. Poi per quello che riguarda la cultura si parla di un grande libro dei sogni, ma in realtà manca il manager dei musei e delle biblioteche, che secondo noi sarebbe molto utile. Tante cose, ripeto, sono anche copiate dal nostro programma, noi sicuramente non ci ha accontentato e quindi voteremo contro, soprattutto per le questioni ambientali. Perché sì, Riccardo Barbisano? Perché sì, perché proprio oggi la Giunta ha fatto una delibera nella quale riconosce l'alta professionalità per i musei, una cosa che la consigliera non poteva sapere, una notizia che gli do in diretta e che siamo felici di comunicare alla città. Quindi finalmente ci sarà un direttore dei soli musei scollegato dalla questione biblioteche. Questo era un grande tema che i primi 5 anni precedenti non si era riuscito a risolvere, e ora finalmente faremo il bando per il direttore dei musei. Ma io dico di sì anche perché rimettiamo al centro la famiglia formata da uomo e donna, perché rimettiamo al centro la questione delle periferie, perché in tema di cultura vogliamo completare il primo stralcio del Bailo ed eventualmente anche fare il secondo, riportando Treviso ad avere una rete dei musei degna di una città europea, e perché il nostro slogan non è solo siamo tutti trevigiani, ma anche che nessuno deve rimanere indietro. Quindi abbiamo la volontà di riaprire molti alloggi pubblici che oggi sono in situazioni di completa decadenza e ritornare ad avere un dialogo proficuo con l'Ater per trovare sistemazione a molte persone in difficoltà. Il resto ve lo racconteremo domani con il servizio nel prossimo telegiornale. Linea allo studio. Grazie Lucio, ringrazio ovviamente anche i tuoi ospiti. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale Olimpiadi Invernali 2026. Ieri sera da Buenos Aires l'ufficializzazione del CIO Cortina Milano tra le candidate ad ospitare i Giochi Invernali. Un applauso liberatorio, sono le 20:10 ora italiana, quando a Buenos Aires la sessione del Comitato Olimpico Internazionale approva le candidature di Cortina Milano, Calgary e Stoccolma come possibili città organizzatrici per i Giochi Olimpici Invernali del 2026. Una formalità certo, ma ora il sogno diventa ancora più concreto. Si sta scrivendo una pagina di storia, siamo nella short list, è una svolta strepitosa ed emozionante per un'Olimpiade che diventerà endemica per tutta la montagna veneta, non solo per Cortina, le cui ricadute positive avrebbero effetti per decenni. Così il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, dopo l'ufficializzazione, avversari difficili, rispettabili ma non insuperabili, aggiunge Zaia, motivo per cui da oggi a settembre 2019, quando sarà decisa l'assegnazione, non dobbiamo sprecare un minuto, lavorare con energia e concentrazione, facendo squadra per centrare l'obiettivo, costruendo un dossier sempre più dettagliato e raffinato, tessendo relazioni positive e dando ai tecnici del CIO la totale collaborazione per le loro visite alle strutture. Il rapporto sulle 3 città è stato sottoposto all'Assemblea dal vicepresidente Juan Antonio Samaranch, il quale ha sottolineato che ci si trova davanti a 3 candidature solide in città che hanno strutture efficienti e grande esperienza di organizzazioni di eventi internazionali. Inoltre, ha aggiunto, tutti i progetti sono impostati sulla base delle linee guida delineate nell'Agenda 2020. Grande soddisfazione anche da parte del sindaco di Cortina Giampaolo Ghedina. Grazie al CIO, dice, che ha apprezzato la nostra candidatura, e al CONI che ha creduto in noi, ora ci aspettiamo una risposta positiva anche dal governo. Nelle prossime settimane nelle città candidate, dunque anche in Lombardia e Veneto, arriveranno i tecnici del CIO per le ispezioni nelle strutture che dovrebbero ospitare i Giochi Olimpici. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, rimanete con noi. Siamo tornati nuovamente in studio, siamo alla politica con la festa nazionale della Lega del Veneto, in programma il 21 e il 22 ottobre a Treviso, ad un anno esatto dal referendum per l'autonomia, atteso anche il ministro Salvini.
La Lega del Veneto è pronta a riunirsi per la festa nazionale del partito il 21 e 22 ottobre nell'ex area Pagnossina Treviso. La domenica sarà la giornata del sindaco di Treviso Mario Conte e degli eurodeputati Bizzotto e Scottà. Per lunedì invece è atteso a Treviso il ministro Salvini. 1 o 2 giorni in cui i vertici leghisti si riuniranno per discutere dei temi caldi del momento, tra questi quello che più sta a cuore ora ai veneti, ovvero l'autonomia. Non a caso infatti il secondo giorno della festa cadrà proprio il 22, ad un anno esatto dal referendum. Lunedì ci sarà Luca Zaia con Matteo Salvini, con tutti i parlamentari a Roma per dare un manforte a questo passaggio importante dell'autonomia con il governo centrale, con il ministro dell'interno, per un confronto, diciamo chiaramente amichevole, proprio sull'autonomia per far valere le ragioni del Veneto. 12 mesi dopo è tempo di un bilancio per un percorso che, spiega D'Arè, sta andando avanti. L'autonomia muove i primi passi grazie ai nostri ministri Stefani e naturalmente a Fontana. Vogliamo cambiare le regole, vogliamo dare questa autonomia soprattutto alle regioni come il Veneto, che sono le regioni trainanti. Il passaggio è difficile, bisogna farlo in maniera graduale, ci sono cose che si possono fare subito, ci sono cose che vanno fatte a tempo debito e naturalmente con la copertura economica. È già tema di confronto non solo politico tra amministratori ma anche semplici cittadini l'iniziativa pubblicata oggi su Facebook che promuove la consegna del Totila d'Oro di quest'anno al professor Antonio Calò. Sentiamo le motivazioni del promotore e a stretto giro la risposta del sindaco di Treviso. Ho lanciato questa idea perché il professor Calò ha proposto all'Italia e all'Europa un modello vincente di accoglienza dei richiedenti asilo, basato sulla loro integrazione sociale e economica e non sulla volontà di fare lucro sulla pelle di queste persone che approdano da disperati sulle nostre coste. Il professor Calò è stato insignito di una onorificenza dal Presidente della Repubblica, è tra i cittadini europei dell'anno. Credo che il riscontro che hanno avuto le sue iniziative sia tale che anche la città di Treviso dovrebbe onorarlo insignendolo del Totila d'Oro. Io ho un sacco di altre idee e ho letto anche un'intervista del professor Calò che francamente su molti punti è esattamente in linea con quello che dice la Lega, che chi si comporta male non deve rimanere nel nostro territorio, e di questo ringrazio il professor Calò e ringrazio anche Gigi Calesso perché ha dato uno spunto interessante. Presenti la proposta e la valuteremo. E adesso andiamo a Preganziol, dove si moltiplicano le segnalazioni dei cittadini sulla presenza di giovani stranieri all'esterno di supermercati e del cimitero che chiedono l'elemosina. Il fenomeno in questi ultimi anni ormai ha delle dimensioni non più sopportabili. Il fenomeno di cui parla Cristian Badin è quello che molti cittadini, soprattutto i più anziani, hanno denunciato al Comitato Preganziol Viva e riguarda la presenza di giovani stranieri che chiedono l'elemosina in diverse zone del territorio comunale. La situazione di disagio sociale che è creata da persone che comunque chiedono l'elemosina davanti al supermercato o esercizi commerciali. Gli stessi componenti del comitato hanno voluto verificare di persona quanto segnalato dai cittadini di Preganziol, documentando tutto con video e foto scattate all'esterno di supermercati, ma anche del cimitero, dove degli anziani hanno segnalato la presenza, soprattutto nel fine settimana, di un ragazzo. Fa dei lavori di pulizia, trovarsi una persona di fronte che chiede l'elemosina, per quanto sia in stato di necessità, comunque di 20 anni, alta quasi 2 metri, incute un certo timore e si sono sentiti quasi costretti a dare dei soldi. Altra situazione delicata, sempre documentata dal comitato, è quella al CER di Preganziol. Ci sono sempre 8-10 persone, appena si passa con l'automobile, vieni circondato e ti chiedono se è qualcosa da potergli dare. Questa presenza infastidisce, incute timore. Va capito, va regolamentata. Di fronte alle tante segnalazioni, il Comitato Preganziol Viva ha deciso di rendere note le preoccupazioni dei cittadini. Ci siamo posti delle domande, chiediamo delle risposte a riguardo chi è responsabile e chi deve provvedere alla sicurezza in questi luoghi. Ma spiega Badin, una soluzione va trovata anche per il bene di questi ragazzi. Riteniamo che questo non sia il modo
corretto di aiutarli, perché l'elemosina o l'aiuto economico dell'euro, del carrello del supermercato o fuori dal bar non risolve il problema, anzi danneggia questi ragazzi, perché a 20 anni ci vorrebbe un programma di inserimento nel mondo del lavoro. Ieri sera a Longarone c'è stata la veglia di preghiera per i morti del Vajont, che hanno concluso la giornata di celebrazioni a 55 anni di distanza da quella tragica notte del 9 ottobre 1963, una ricorrenza che si è chiusa con il suono di quella campana che la furia delle acque portò via dal campanile del paese. È la campana della vecchia chiesa di Longarone, portata via dalle furie delle acque prima che potesse lanciare i rintocchi del pericolo imminente. Campana che è diventata uno dei simboli di quella tragedia accaduta 55 anni fa alle 22:39 del 9 ottobre 1963. Distrutta anch'essa dalla valanga di acqua e fango precipitata dalla diga del Vajont, è stata ostinatamente ricostruita con tutti i suoi frammenti come simbolo della vita che nonostante tutto è continuata. Vite spezzate e vite sopravvissute che non dimenticano. Pensavo che fosse un temporale all'inizio, si batteva le imposte e io mi sono salvato in camera, su in alto. E c'è chi a distanza di più di mezzo secolo non ha ancora il coraggio di raccontare. Ricordo tutto, però non mi piace ricordare perché è una cosa talmente personale, talmente intima e una esperienza che non mi piace raccontare, non l'ho raccontata neanche ai miei figli. E gli attimi di quel disastro nel corpo e nell'anima di questa gente sono raccontati da questi oggetti, in quel luogo del ricordo che è l'entrata del cimitero di Fortogna, dove riposano i resti dei 1910 morti causati dall'avidità dell'uomo. Dobbiamo cercare di far capire che il Vajont deve insegnare qualcosa, invece sembra che non insegni proprio nulla. E il Ponte Morandi, che un attimino io ho voluto mettere, diciamo così, in raffronto al Vajont, è un altro Vajont, è un simbolo dell'incapacità e della non volontà di verificare, di controllare, di gestire la cosa pubblica nella maniera in cui deve essere gestita. E ieri sera protagonisti diretti e indiretti non sono mancati alla veglia di preghiera, che continuerà negli anni e nei racconti di chi c'era, perché chi ci sarà non possa dimenticare. Il Vajont deve insegnare tante cose, deve insegnare soprattutto che la natura è più forte del desiderio umano di fare quello che vuole e che comanda lei e non gli uomini. Cioè, era un paese che si è trasformato in un disastro. E a grande richiesta da parte dei telespettatori di Antena 3 domani sera alle 21:15 andrà nuovamente in onda lo speciale dedicato al Vajont, una nostra produzione che ripercorre il dramma costato la vita a quasi 2000 persone la notte del 9 ottobre 1963, interviste, voci e ricordi nel dolore dei sopravvissuti. Ed ora il sostegno che tutto il rugby veneto sta dando all'ex allenatore del Petrarca, Alessandro Battistin, che sta lottando contro l'ASLA, una vera e propria mischia di giocatori di tutte le squadre che oggi hanno presentato una nuova iniziativa a Casugana. Ha bisogno sempre di più di persone a fianco, visto che non può stare da solo da ormai 7-8 mesi. Abbiamo trovato un canale tramite il Giappone per fargli arrivare questo farmaco, non è stato semplice, non è stato assolutamente economico, però siamo riusciti a provare questa terapia. È solo un passaggio della cronaca della partita più dura che sta affrontando Alessandro Battistin, uno dei volti che hanno fatto la storia del rugby padovano. Lillo, come tutti lo chiamano, sta combattendo contro la SLA, la sclerosi laterale amniotrofica. Una partita durissima, dove però sa di poter contare sul sostegno di una mischia fatta da tutti i rugbisti veneti, che oggi a Treviso hanno presentato una nuova iniziativa. Con un giro di telefonate abbiamo un po' chiamato tutti quanti, i ragazzi del Padova, del San Donato, del Rovigo, del Mogliano, del Benetton, e loro sono venuti subito ad aiutarci per questo tipo di evento. Che evento ci sarà? Ci sarà un evento il 3 novembre nell'isola delle Pescherie a Treviso, ci saranno degli stand enogastronomici
L'obiettivo è raccogliere fondi per le terapie, ma anche per riadattare la sua casa ad un corpo che non vuole fermarsi. E per chi si aspettava una partita di rugby a sfondo benefico, la risposta è semplice. Molti di loro non possono giocare, se si fanno male è un disastro per loro. E dopo quando si gioca a rugby in realtà non c'è più l'amicizia, ma c'è chi vince e chi perde. E qui vogliono vincere nel nome della solidarietà. Ascotrade guarda alla solidarietà, crediamo che questo sia uno dei suoi mandati, è una società commerciale che non dimentica le proprie origini, oggi guarda oltre confine, però non dimentica la provenienza, non dimentica il territorio. Queste situazioni, questi eventi vanno aiutati e Ascotrade è presente. Niente partita quindi, passando direttamente al dopo. Tra le iniziative per quella giornata anche le foto con i campioni. E un'anticipazione c'è stata oggi, con gli amministratori diventati fotografi e testimonial una cronista in vero un po' in difficoltà. Mamma mia! Datele da lei, mi raccomando. La cosa è abbastanza imbarazzante. Soldi e risparmi, che cosa succede con questa manovra? In studio il professor Franco Pontelli, economista, e Arturo Miotto, direttore generale del Banco di Monassera e del Sile, questa sera ovviamente nella nostra trasmissione 20 e 10. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere. Ben ritrovati al meteo. Lieve instabilità sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio di giovedì 11 ottobre. Sul Veneto il cielo sarà irregolarmente nuvoloso e a tratti anche coperto, tuttavia con qualche pausa soleggiata. Non si escludono dei locali rovesci sulle province occidentali e inoltre su quelle meridionali della nostra regione, ma la tendenza sarà per un miglioramento. Temperature minime tra 11 e 15 gradi, massime comprese invece tra 18 e 21 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Sulla nostra regione andrà decisamente meglio. Ampio soleggiamento su tutti i settori. Il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Non sono previste precipitazioni degne di nota. Temperature minime tra 11 e 13 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 22 e 25 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, anche in questo caso ci sarà più spazio per qualche schiarita al mattino, nel pomeriggio invece sarà possibile qualche temporale a carattere sparso un po' su tutti i settori della nostra regione. Temperature minime tra 13 e 14 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 17 e 20 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.